Due sono i problemi: da una parte c'è sempre bisogno di uno spazio dove agire e dall'altra le regole a cui bisogna attenersi. Concessione incomodato dell'ex caserma di via Monterumici a Open Piave, il gruppo di associazioni che insieme allo IUAV e al centro sociale Django ha dato il via alla progettazione partecipata per il recupero dell'area. Dal mondo associativo trevigiano si leva la voce di chi non ha gradito i metodi con cui questi soggetti, e in particolare i ragazzi del Django, si sono appropriati di quello spazio. Un'occupazione è un atto illecito, viene sottolineato, e da ingiustizia non nasce un diritto. Penso sia sbagliato che le istituzioni permettano che ci siano abusivismi quando tutti noi dobbiamo attenerci a tante regole. Se tutti non ci interessassimo delle regole ci sarebbe il Far West, quindi come associazionismo sarebbe più corretto cercare di ascoltare tutti e far sì che le regole vengano rispettate da tutti. Scorretto usare due pesi e due misure, prosegue Mari. Una sagra di un qualsiasi comune, se fatta senza permessi, o viene bloccata o gli organizzatori vanno incontro a problemi anche penali. Faccio fatica a pensare che un luogo occupato abbia permessi di agibilità e certificazioni sanitarie. Tutto il volontariato deve godere della stessa dignità. Il volontariato in generale va valorizzato. Penso che se dobbiamo rispettare le regole è giusto che le rispettino tutti e che per gli spazi si faccia una valutazione più ampia coinvolgendo tutte le realtà.